Allora, Marco Rioles, innanzitutto grazie per la disponibilità. Insomma, questa Udine Eppi dopo la Udine Sbruada e Muset, cosa è cambiato? Non è cambiato niente, forse è peggiorata la situazione. Ci sono, almeno stiamo parlando di migranti, e da questo punto di vista abbiamo una situazione al limite dell'esplosivo, perché ci sono moltissimi migranti fuori accoglienza che dormono per strada. Abbiamo visto recentemente le immagini di Piazza Libertà occupata. Ecco, quindi da questo punto di vista c'è poco di cui stare tranquilli. E diciamo cos'è cambiata? È cambiata l'amministrazione, però ancora siamo in attesa di capire quale sarà la linea della giunta De Toni, perché atti concreti amministrativi non se ne sono visti, grandi progetti nemmeno, per cui siamo tutti in stand by per capire se le cose andranno di qua o di là. Certo. Senti, neanche a farlo apposta, mentre stavo arrivando, in presa diretta, no? Un arresto probabilmente per droga tra due extracomunitari presenti qui a Udine. Ora non per fare il solito giro di parole, sempre sbatti il mostro in prima pagina, però la questione sicurezza si fa sempre più sentire. Io mi sono anche un po' stancato anche di parlare con Omar Costantini sempre delle stesse cose. Dobbiamo un po' cambiare argomento, io e te. Sono anni che ne parliamo, non cambia niente, semmai la situazione si aggrava, si spostano i flussi. Ecco, quando ne abbiamo parlato una delle ultime volte il problema era via Roma, adesso Borgo Stazione, il problema è in via dei Leopardi, nuovo crocevia dei flussi di ogni tipo. Ecco, non cambia niente perché non si fa niente, le persone che compiono così comportamenti borderline sono sempre quelle, le forze dell'ordine non sanno che fare perché non hanno strumenti, è giusto che sia così, perché ci mancherebbe che diventiamo uno stato di polizia, ma la vera assenza qui è di politiche che indirizzino la migrazione in una direzione o nell'altra. Decidiamo cosa fare di questa gente, ma lasciarla per strada mi sembra così un po'. Senti, secondo te manca la volontà oppure effettivamente non c'è, il bandolo della matassa è talmente complicato che non si riesce a trovare il punto di inizio? C'è molta paura di affrontare questo tema che è tossico, è un cerino che rischia di bruciare la mano di chi lo agita. È l'ossessione dei nostri tempi, il migrante, il diverso, che spaventa, però è indispensabile, ne abbiamo bisogno, ci paga le pensioni, dicono, poi sostengono anche il contrario. Però ci vorrebbe, come dire, una presa d'atto di una situazione che è cambiata. Si discuteva prima fuori onda di come Udine negli anni 80, negli anni 90 fosse molto diversa, ci mancherebbe, era un mondo completamente diverso. Oggi abbiamo una Udine, 14.000 cittadini stranieri che sono una enorme opportunità, una risorsa fondamentale, ma se non sappiamo come impiegare queste risorse, se non adottiamo politiche coraggiose, ma abbiamo paura.